che è la novità, la star di tutta la gamma Alfa Romeo. Come avete visto, potuto leggere sulla stampa nazionale e internazionale, la vettura è stata accolta con pareri molto positivi. Stanno cominciando le prime consegne dell'auto, fuori è stata esposta una delle vetture utilizzate in Cavalocco nelle prove con i giornalisti, rosso metallizzato. Ebbene, la 4C nasce in verità 2 anni fa dal concept presentato al Salone di Ginevra, e quest'anno, nello scorso marzo, è stata presentata invece la cosiddetta versione di produzione Opening Edition rossa e bianca più la vettura così diciamo standard. Quali sono le muse ispiratrici della 4C? Dal punto di vista estetico, inutile dirlo, la carrellata stradale; dal punto di vista del concetto tecnico, le TZ1, le TZ, anzi TZ2, motore 4 cilindri, leggerezza aerodinamica, prestazioni brillanti. Ma il vero elemento in tutti i sensi di distinzione della 4C è che è una vettura, diciamo del suo segmento, perché è difficilmente individuabile il segmento di appartenenza della 4C, che è una delle prime vetture ad avere un telaio completamente, una vasca in fibra di carbonio. Fibra di carbonio che è generalmente un materiale utilizzato per vetture cosiddette supercar di segmento e di prezzo